Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi realizzeremo dei panini al burro molto versatili e perfetti per un buffet. Grazie al loro sapore neutro possono essere farciti con qualsiasi ingrediente, sia dolce che salato, e sono perfetti anche per realizzare dei panini con burger vegetariani. Potete pure congelarli per averli sempre pronti in qualunque momento. Ecco gli ingredienti: 450 g di farina di farro, un uovo, 30 g di burro di soia, una bustina di lievito disidratato, 15 g di zucchero, 5 g di sale, 180 g di acqua. Per spennellare invece avremo bisogno di un uovo, latte e semi di sesamo. Facciamo sciogliere il lievito in acqua tiepida. Io ho inserito nel boccale l'acqua e il lievito per 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Poi aggiungiamo il burro morbido, l'uovo, la farina, lo zucchero e il sale. E impastiamo. Potete farlo con una planetaria o a mano. Io ho inserito tutto nel boccale per 2 minuti, programma impasti. Spolveriamo il piano di lavoro con un po' di farina e finiamo di lavorare l'impasto con le mani. E lo facciamo lievitare in una ciotola capiente per circa 2 ore, fino al raddoppio. Lo copriamo e, trascorso il tempo, riprendiamo l'impasto. Lo sgonfiamo lavorandolo ancora e lo dividiamo in 8 panetti. Diamo loro la forma rotonda dei panini. Copriamo nuovamente e lasciamo lievitare per un'ora in una placca da forno. Nel frattempo sbattiamo l'uovo con un po' di latte per spennellare i panini. Trascorsa l'ora, questo è il risultato. Li spennelliamo e mettiamo i semi di sesamo. Inforniamo in forno ventilato a 190 gradi per 15 minuti circa, finché non saranno ben dorati. Ed eccoli pronti, dei deliziosi panini fragranti fuori e soffici dentro.